Vediamo gli arbitri che danno, controllano che tutto sia a posto, che tutto sia perfettamente in regola per poter partire, per poter dare inizio, il fischio di inizio a questa manifestazione. Tempo massimo per il round 7 minuti anziché 10 previsti inizialmente, ma appunto quello che ci interessa è che assisteremo a 7 minuti davvero divertenti in campo. Tutto pronto, Verdi contro blu, Lanusei contro Balisardo. Vediamo chi riuscirà a vincere questa prima sfida. Passa alla spugna, 20 componenti per squadra, la squadra azzurra di Balisardo sulla destra. Fischio d'inizio, partiti con questa prima disciplina che passa alla spugna, con i giocatori, con gli atleti che sono impegnati a passarsi questa sorta di spugna per portare al mulino proprio tanta acqua, e vincerà, lo ricordo, chi riuscirà a collezionare più acqua possibile nel contenitore. Intanto le altre squadre, le altre 8 squadre studiano i movimenti per cercare di capire magari anche qualche segreto di questo gioco, per cui immaginiamo saranno allenati nei giorni scorsi. Intanto siamo in attesa anche di stabilire un collegamento con Radio Stella di Tortolì, la radio ufficiale della manifestazione, che stiamo trasmettendo su Eia TV. Vediamo che intanto è in corso questo passamano di acqua. Chissà, poi alla fine saremo molto curiosi di sapere quanto già all'interno dei contenitori è stata trasportata dell'acqua senza che questa cadesse interno. Vediamo, siamo davvero curiosi. Vediamo anche i bambini impegnati in questo passamano velocissimo, ed è curiosissimo che ci sia questo mix, questa miscela tra adulti e bambini in una giornata di grande festa, come d'altronde hanno anticipato i nostri sindaci qui presenti. Lo ricordo, Davide Ferrelli per Lanusei, Massimo Cannas per Tortolì, Paolo Fanni per Balisardo e Rosalba Deiana per Elini, con loro anche gli assessori allo sport di Lanusei, Fulvio Usai e Isabella Ladu per Tortolì, in rappresentanza di Tortolì. Procede intanto velocissimo il passamano d'acqua lì a centrocampo con con le prime squadre, Balisardo e Lanusei, che si sfidano. Non è uno scontro, è solamente una sfida col sapore di tanta amicizia. Ripeto, siamo anche in attesa di allestire il collegamento con Radio Stella, in attesa che il regista lì a Tortolì riesca ad allestire, a stabilire il collegamento. Noi siamo, lo ripeto, in diretta con Eia TV. Vediamo anche i bambini velocissimi, li possiamo vedere qui a centrocampo sui nostri schermi, e poi si va a controllare, si va a spremere questa spugna all'interno del contenitore. Ecco, impegnato anche il sindaco di Lanusei, che cerca di strizzare proprio la spugna lì sul contenitore per portare tanta acqua e cercare di vincere questa prima sfida, che darà ovviamente, assicurerà 10 punti alla squadra vincitrice. Non sappiamo quale sia in questo caso la squadra che ha giocato il jolly, se ci sarà una squadra che ha giocato il jolly per assicurarsi il doppio dei punti, eventualmente passando da 10 a 20. Chissà se una squadra si sentiva già prontissima per riuscire a vincere questa sfida e quindi guadagnarsi il bonus. Vediamo anche i bambini che delicatamente, per non spremere questa spugna, se la passano con molta cura. Intanto poi questa spugna arancione che vola verso il contenitore, con il sindaco che va a spremere più possibile dentro questa latta di colore nero, che poi verrà ovviamente pesata per capire quanta acqua è finita all'interno. Si carica invece anche Balisardo di questa spugna rosa, che viene passata, ovviamente è corsa contro il tempo, lo ricordiamo, perché sono 7 i minuti. Vediamo quanti ne sono già trascorsi
più o meno 4 crediamo, vediamo gli arbitri che sono attentissimi, controllano che tutte le procedure vengano fatte nel migliore dei modi. Vediamo Balisardo che ha fretta di portare nuovamente la spugna rosa all'interno della vasca. Curiosissimo davvero questo contatto tra bimbi e adulti. Naturalmente ci sono anche le istituzioni impegnate, questo non può che fare onore ai territori. Quello è il messaggio che si vuole lanciare con le Ogliastriadi, che appunto è una manifestazione ludico-sportiva che ha come obiettivo l'incremento della coesione territoriale. Più volte si dice che l'Ogliastra non sia unita, oggi vediamo un brandelli di colori, insomma, a rappresentanza di 10 comuni si può far meglio e si deve far meglio negli anni a venire, ma siamo certi già che il messaggio verrà recepito con il successo che ci auguriamo in questa giornata. Poi lo ricordiamo, importante, chi vincerà questa manifestazione, il comune che vincerà la manifestazione odierna porterà a casa la possibilità di organizzare l'anno prossimo, quindi una manifestazione itinerante, non è una manifestazione strettamente lanuseina. Qualora dovesse vincere Seui piuttosto che Villagrande, Loceri o tutti gli altri comuni porteranno nel loro territorio la manifestazione, per cui l'anno prossimo si potrà giocare al Fralocci di Tortolì, si potrà giocare al Zazzomelis di Villagrande o piuttosto che al San Bachisio di Loceri. Tutti ovviamente vogliono vincere questa manifestazione, l'hanno detto i sindaci in fase di apertura, l'hanno detto gli atleti che abbiamo sentito poco prima di iniziare, tutti vogliono vincere. Intanto si avvicinano le squadre di Cardedu e Tortolì per giocare questa manche. Stanno terminando Balisardo e Lanusei, poi vedremo se gli arbitri daranno subito il risultato di questa prima manche o piuttosto si attenderà che tutte le squadre giochino appunto a passa la spugna. 7 minuti sono già in scadenza, vediamo, attendiamo il fischio finale degli arbitri, lo ricordo, della affiliati WISP. Ultime battute proprio, ultimi passaggi di spugna per riuscire a portare ancora dell'acqua all'interno del contenitore nero alle estremità, lì sul verticale di centrocampo. Ecco qua, arriva il fischio finale, finita la sfida quindi tra Lanusei e Balisardo. Cerchiamo di capire quanta acqua hanno portato al contenitore. Sì, si va subito a pesare probabilmente il contenitore, quanta acqua avrà portato Balisardo, ce lo diranno subito quanta acqua invece ha portato Lanusei. Vediamo se il contenitore, ecco qua, arriva in postazione anche il contenitore di Lanusei sulla bilancia, vediamo se un contenitore graduato, lo vediamo qui sui nostri monitor di EIA TV. Vediamo quanta acqua sono riusciti a portare, chi vincerà questo primo set del gioco passa la spugna. Vediamo già allineati comunque anche Cardedu che sfiderà Tortolì. Vediamo che Tortolì indossa la maglia celeste, ci sono anche 4 elementi della formazione in maglia bianca, 4 baby atleti, tutto è davvero pronto per l'inizio di questa sfida, di questa seconda sfida all'interno della verticale di centrocampo. Vediamo gli arbitri che danno gli ultimi avvisi agli atleti. Intanto vediamo che probabilmente si versa l'acqua all'interno dei contenitori trasparenti, per cui potremo vedere anche noi da qui quanta una tacca e mezzo forse per Balisardo. Vediamo Lanusei a occhio se riusciamo a intravedere anche noi chi può aver portato a casa più acqua. Vediamo un po', sembra parità, sembra probabilmente leggermente maggiore Balisardo da quello che possiamo vedere qui, ma naturalmente
L'ultima parola spetta agli arbitri.